Manda il tuo spirito, manda il tuo spirito, Gesù salva, manda il tuo spirito, manda il tuo spirito, Gesù regna. Spirito di Dio, scendi su di noi, riempi i nostri cuori, riempi le nostre menti. Manda il tuo spirito, manda il tuo spirito, Gesù salva, manda il tuo spirito, manda il tuo spirito, Gesù regna. Spirito di Dio, scendi su di noi, illumina i nostri cuori, illumina le nostre menti. Manda il tuo spirito, manda il tuo spirito, Gesù salva, manda il tuo spirito, manda il tuo spirito, Gesù regna. Spirito di Dio, scendi su di noi, fondi i nostri cuori e fondi le nostre menti. Manda il tuo spirito, manda il tuo spirito, Gesù salva, manda il tuo spirito, manda il tuo spirito, Gesù regna. Spirito di Dio, scendi su di noi e plasma i nostri cuori, plasma le nostre menti. Manda il tuo spirito, manda il tuo spirito, Gesù salva, manda il tuo spirito, manda il tuo spirito, Gesù regna. Manda il tuo spirito, manda il tuo spirito, Gesù salva, manda il tuo spirito, manda il tuo spirito, Gesù regna. Manda il tuo spirito, manda il tuo spirito, Gesù salva, mandalo, manda il tuo spirito, Gesù regna. Manda il tuo spirito, manda il tuo spirito, manda il tuo spirito in mezzo a noi. Vieni spirito, vieni spirito, vieni spirito, vieni spirito, Gesù salva, vieni spirito, vieni spirito, Gesù regna, vieni spirito, 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 vieni spirito di Dio, vieni spirito, vieni spirito, vieni spirito, vieni in noi. Vieni spirito, riempici di te, riempici di te. Apri i cieli, Signore, su di noi.
Apri i cieli su di noi, Signore. Fai scendere, Signore, la tua gloria. Alziamo le mani al cielo, invochiamo lo Spirito Santo e la sua presenza. Alziamo le mani al cielo in questo momento. Vogliamo che i cieli scendano in mezzo a noi. Vogliamo che le porte del cielo si aprano. Oh Signore, vieni. Metti una scala tra noi e te. Fai scendere la tua gloria, Signore eterno, nel nome di Gesù. Vieni col tuo spirito, Signore, quest'oggi noi vogliamo vedere la tua presenza, vogliamo sentirla, vogliamo sentire il fuoco dentro di noi, vogliamo ardere, Signore, alla tua gloria, alla tua presenza. Vieni, Spirito Santo, nel nome di Gesù. Spirito, vieni e riempici di te. Abbiamo fame e sete della tua presenza. Vieni Spirito, vieni su di noi. Tocca il nostro cuore, i nostri pensieri. Vieni Spirito, vieni dentro a noi. Ora riempici di te. Riempi questo luogo della tua presenza. Vieni Spirito, regna dentro noi. Vieni Spirito, vieni dentro noi. Una cosa sola con il Padre in te. Vieni Spirito, vieni dentro noi. Ora la tua gloria, 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 e scendere la tua gloria. Fai scendere la tua gloria, la tua gloria. Eleviamo con una sola voce un canto. Eleviamo con un solo cuore una preghiera. Eleviamo con un solo pensiero un'adorazione. Yeah.
Amen. Gloria a te, Signore. Grazie, Gesù. Grazie, Signore, per questo amore. Grazie perché tu regni veramente, Signore. Con i tuoi tu regni. Con quelli che hanno dato la propria vita a te tu regni. Grazie, Gesù. Grazie per questi momenti traboccanti di te, Signore. Grazie, Signore. A te va la gloria, a te va l'onore, Signore. Continua veramente a permettere che i nostri cuori ti adorano, per ricevere la tua parola, Signore, come tu veramente vuoi farcelo intendere, senza inquinamento, senza contaminazione, ma con la purezza del tuo cuore. Allora, intanto voglio dire una visione che il Signore poc'anzi mi ha fatto vedere e che mi aveva dato questo messaggio. Mi ha fatto capire che noi veniamo qua con carichi. Infatti poc'anzi diceva di offrire i nostri carichi, i nostri pesi al Signore. Amen. Perché così non permettiamo al Signore di agire nella nostra vita, in questo giorno che il Signore vuole operare sempre. E noi non permettiamo. Un altro messaggio che diceva che noi dobbiamo ritornare al Signore e ritornare con tutto il cuore, che Gesù ha rimosso il prepuzio del nostro cuore, il peccato che era nel nostro cuore. E voglio ringraziare perché il nostro pastore ha cantato per lo Spirito Santo che scorreva. Dall'inizio il Signore diceva che un fiume esce dal Tempio. Veramente il Signore dà il suo spirito in abbondanza e raggiunge chiunque, grandi e piccoli, non ci lascia mai senza lo Spirito Santo, non ci lascia aridi, secchi, ma viene sempre il nostro soccorso. E poi resurrezione. Alleluia, gloria a te, Signore. E io voglio Amen. dire due parole riguardo una piccola preghierina per la resurrezione. Il Signore vuole resuscitare tutti. Il Signore resuscita la lode, perché poc'anzi quando suonava lo shofar, il Signore voleva che si alzava le mani e che si loda. Dobbiamo abbandonarci per lodare il Signore, dobbiamo immergerci per lodare il Signore. Un'altra cosa, un messaggio che mi è arrivato suonando lo shofar, che non dobbiamo scendere a compromessi, ma dobbiamo metterci nelle mani del Signore per ogni situazione. La nostra vita, il nostro corpo è nelle mani del Signore, perché sarà Lui a provvedere in ogni campo della nostra vita, del nostro essere. Sarà Lui ad agire per noi, perché Lui è il nostro Signore. E io in questo momento voglio pregare per questa resurrezione, perché il Signore deve resuscitare spiritualmente, umanamente, tutto ciò che ancora dorme, tutto ciò che è ancora morto, deve resuscitare. Signore, resuscita i cuori, le menti, le orecchie, resuscita doni, resuscita ministeri, resuscita carismi, resuscita, Signore, i frutti dello Spirito Santo, resuscita la lode, l'adorazione, resuscita la preghiera, resuscita ogni area della nostra vita. Signore, noi vogliamo vedere che oggi compi questa resurrezione in ognuno di noi. Vogliamo veramente essere, Signore, quella gloria che procede dall'alto, dal cielo, Signore. Intervieni e metti in noi la disponibilità di lasciarti agire, Signore. Grazie perché tu ti muovi sempre alla grande. Grazie perché ci ami. Grazie perché sei il nostro Signore, il mio Signore, il tuo Signore. Alleluia. Tu sei la salvezza di chiunque viene a te, di chiunque ti accetta come Signore e Salvatore della propria vita. Grazie perché tu sei la nostra gioia, la nostra felicità, il nostro tutto, il nostro pastore. Alleluia. Gloria a te, Gesù. Alleluia. Voglio aggiungere la parola che il Signore ha dato nel mio cuore. Chi semina durante la settimana, il sabato raccoglierà. Crediamoci, perché così è. Se tu semini
durante la settimana. Seminare significa in questo caso che preghi, lodi, ti prendi cura, agisci, ti muovi secondo lo Spirito. Il sabato raccoglierai. Diciamolo insieme: io raccoglierò i frutti. Il sabato io raccoglierò i frutti. Amen. 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 Il Signore ha confermato attraverso questa parola, attraverso la preghiera che ha fatto anche il pastore Maria Antonietta e la sorella Tanina, dicendo che di non scendere a compromessi. Il Signore ci ha dato la conferma, solo che non riesco a leggere bene. Ora io vi esorto, fratelli, a guardarvi da quelli che fomentano le divisioni e gli scandali contro la dottrina che avete appreso e ritiratevi da loro. Costoro infatti non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma il proprio ventre, e con dolce e lusinghiere parole seducono i cuori dei semplici. La vostra ubbidienza infatti si è divulgata fra tutti. Io mi rallegro quindi di voi. Ora io desidero che stiate savi nel bene e semplici nel male. Ora il Dio della pace stritolerà presto Satana sotto i vostri piedi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Amen. Grazie Signore per questa parola, perché veramente tu ci stupisci sempre, ci stai sempre vicino, ci dai le conferme, Signore, perché veramente noi siamo dispiaciuti per coloro che ancora non si avvicinano a te, Signore, e non sanno cosa perdono. E noi vogliamo veramente, Signore, pregarti per loro affinché tu possa toccare il loro cuore, le loro menti, le loro anime, Signore, e inginocchiarle ai piedi della tua Santa Croce, perché solo così c'è la salvezza. Ti prego, Signore, per tutti noi che intercediamo, affinché tu ci dia veramente una fede fervente giorno e notte, Signore, che possiamo essere vigilanti, Signore, sempre con la lucerna accesa, per poter pregare per coloro che ci stanno vicino e per coloro che sono lontani. Grazie, oh Signore. Vieni a rivestirci della tua armatura per essere veramente forti con te, Signore. Ti ringraziamo, Signore, ti lodo e ti benedico. Amen. Amen. Anch'io voglio confermare pure questa parola, tutto quello che il Signore ha detto in questa sera, perché riflettevo sulla croce. Gesù morendo sulla croce ha abbattuto ogni muro. Sentivo questa parola, che Gesù ha abbattuto ogni muro, ha abbattuto ogni barriera. E quindi chi accetta la croce, chi accetta Gesù, è per l'unità, perché Gesù ha portato unità, ha rotto ogni divisione, ha rotto appunto tutto ciò che poteva separarci dal nostro fratello, che ci poteva separare da Dio. Quindi chi è per Gesù è per l'unità. Quindi dobbiamo allenare il nostro orecchio a sentire la voce di Dio, perché quando noi sentiamo la voce di Dio porta pace, porta amore, porta unità. E dobbiamo invece mettere a tacere il nostro orecchio quando è il nemico che ci parla, perché il nemico per certo insidierà parole di divisione, parole di scoraggiamento. Quindi alleniamo il nostro orecchio a sentire la voce di Dio e a chiuderlo invece alla voce del nemico. Suscitendo il volere del Padre,
Vieni Spirito Santo ancora nel nome di Gesù. Signore, ancora vogliamo sentire la Tua presenza, ancora vogliamo sentire, Signore, la Tua gloria in mezzo a noi. Togli, Signore, da noi ogni stanchezza in questo momento. Abbiamo fatto tanto, nel corpo siamo stanchi, Signore, ma rendi ancora spiritualmente attiva la nostra mente, la nostra anima, Signore. Vieni Spirito Santo nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, Signore. Ristora il nostro corpo in questo momento e concentra la nostra mente nella Tua parola. Concentra, Signore, il nostro cuore nella Tua parola. Continua, Signore, a mantenere aperto il canale che c'è tra noi e il cielo. Continua, Spirito Santo, a muoverti in mezzo a noi. Continua, Signore, a parlare dentro di noi, ai nostri cuori. Continua, Signore, nel nome di Gesù Cristo, ancora muoviti. Durante la parola, Signore, intervieni ancora, guarisci, fai sentire la Tua presenza. Continua, Signore, a dare rivelazione, a dare potenza. Continua, Signore, a toccare le nostre mani perché diventino mani di guarigione, le nostre ginocchia perché diventino ginocchia di preghiera, le nostre labbra affinché diventino labbra di profezia. Nel nome di Gesù te lo chiediamo. Grazie, Signore eterno. Amen. Grazie, Gesù. Amen. Allora, siamo già in piedi, amen, gloria a Dio. Iniziamo leggendo Geremia, capitolo 2, versetto 21. Eppure ti avevo piantata come una nobile vigna, tutta della migliore qualità. Come dunque ti sei cambiata nei miei confronti, intralci degenerati di vigna straniera. Amen. Vi potete sedere. Quando ero ragazzino si fa per dire 17-18 anni, non me lo ricordo, mio papà ha dovuto lasciarci momentaneamente perché doveva andare a lavorare. Ancora non era di ruolo e per avere più punteggi e quindi entrare di ruolo più velocemente si è fatto un anno, forse anche di più, a Lampedusa. E quell'anno è stato per me, ci sono state tante cose, tra cui c'era sta benedetta vigna di mio nonno, che qualcuno ci doveva pensare. Chi ci ha pensato? C'ero io. In realtà questo era il periodo della potatura, credo, giusto? Qualcuno? Ecco. Credo che la potatura l'abbia fatta mio papà, però poi la raccolta dell'uva, la pulizia delle botti, il portare questa stufa in cantina, farla macinare, non lo so come si dice, non ne ho idea, a parte sta che è stato per me un incubo quel giorno, però mi sono reso conto che il vino buono è venuto non perché io ero là, ma perché qualcuno prima di me aveva curato quella vigna. Quindi se la vigna si cura, arriva uno che non è esperto come me e riesce a fare qualcosa di buono. Dio ci sta parlando della stessa cosa di Israele, con una differenza, che nonostante questa vigna fosse stata curata da Dio, nonostante questa vigna avesse avuto la manutenzione che doveva avere, questa vigna, ci dice la parola di Dio, che è diventata selvatica. La parola giusta è vigna straniera, ma noi dobbiamo pensare che Israele praticamente si era imbastardita, aveva cambiato il suo modo di guardare Dio e ha guardato agli dei stranieri. Quindi questa vigna è immagine di Israele. Mentre Israele cresce su un seme che è buono, guardate che cosa ci dice qua Geremia, tutta della migliore qualità. Quindi Dio aveva selezionato il meglio del meglio. Sappiamo che il meglio del meglio in quel momento era Abramo. Quindi da quel seme di Abramo è nata una vigna che però questa vigna arrivata a un certo punto si è voltata, ha dato le spalle a Dio e ha guardato agli dei stranieri. Un'altra immagine della vigna che rende meglio l'idea la troviamo in Isaia, capitolo 5, dal versetto 1. Voglio cantare per il mio diletto un cantico del mio amico circa la sua vigna. Il mio diletto aveva una vigna su una collina molto fertile. La circondò con una siepe, ne tolse via le pietre, vi piantò viti di ottima qualità, dì la persona accanto a te, ottima qualità, vi costruì in mezzo a una torre e vi scavò un torchio. Egli si aspettava che producesse
uva buona, invece fece uva selvatica. Or dunque, o abitanti di Gerusalemme, o uomini di Giuda, giudicate fra me e la mia vigna. Che cosa si sarebbe potuto ancora fare alla mia vigna che io non abbia già fatto? Perché mentre io mi aspettavo che producesse uva buona, essa ha fatta uva selvatica. Ma ora vi farò sapere ciò che sto per fare della mia vigna. Rimuoverò la siepe e sarà interamente divorata. Abbatterò il suo muro e sarà calpestata. La ridurrò in un deserto, non sarà né protetta né zappata. Ma vi cresceranno rovi e spine, e comanderò alle nubi di non far cadere alcuna pioggia. Or la vigna dell'Eterno degli eserciti è la casa di Israele. Or gli uomini di Giuda sono la piantagione della sua delizia. Egli si aspettava rettitudine, ed ecco spargimento di sangue, giustizia, ed ecco grida di angoscia. Chiaro come il sole. Ci sono alcune cose però che vi voglio fare notare. Il primo versetto dice: voglio cantare per il mio diletto un cantico del mio amico circa la sua vigna. Non è semplice questo versetto, però è di una semplicità che spiazza. È Isaia che canta per il suo Dio, per il proprietario della vigna. Isaia, in questo momento è Isaia che parla, dice: io voglio cantare un canto per il mio amico, per il mio diletto. Isaia è l'unico in quel momento che non fa parte della vigna Israele. Si è messo fuori, è l'unico che è amico di Dio. Isaia è l'unico che vede quello che succede perché non è in comunione con quella vigna malvagia, con quella vigna selvatica. Quando noi diventiamo amici di Dio, noi vediamo le cose da un punto di vista diverso. Mentre quelli di Giuda e di Israele non vedevano quello che stava succedendo, erano ribelli alla voce di Dio, Isaia è l'unico che in quel momento, in quanto amico di Dio, in quanto diletto di Dio, che riesce a vedere oltre e vede che Dio sta giudicando il suo popolo per la sua mancanza di fede. Tu devi diventare amico di Dio. Dì alla persona accanto a te: devi diventare amico di Dio. Ne abbiamo parlato anche in altre occasioni. Il termine diletto è qualcosa che indica una intimità particolare, quasi come moglie e marito, un'intimità di letto. Sono due parole, di e letto, cioè significa che i due si conoscono profondamente, sono amici, non pensate male, perché di letto può fare pensare male, ma non è di letto come vuole il mondo. Sono amici intimi, si conoscono e si vogliono bene. E quando c'è questa intimità tra due amici, l'uno diventa l'altro e riesce a comprendere quello che l'uno vede nell'altro. E in questo caso Isaia è l'unico che vede quello che Dio vede. E vede la distruzione di questa vigna. Quindi la vigna rappresenta Israele. Amen? La vigna rappresenta il popolo di Dio, ecco, che è meglio. Perché noi sappiamo che anche il fico rappresenta Israele. Ma prima della Chiesa questa vigna era curata rappresentava il popolo di Israele. Io vi voglio fare pensare un attimino ai vignaioli omicidi. La parabola di questi vignaioli è raccontata in Matteo, Marco e Luca. E messe in parallelo sono più o meno uguali. Si chiamano sinottici perché messi insieme sono sinottici, cioè si possono leggere insieme e più o meno dicono la stessa cosa, ognuno dal proprio punto di vista. In questa parabola noi leggiamo che questo re, arrivato a un certo punto, deve lasciare questa vigna, deve lasciare la sua terra e lascia questa vigna a dei servi che devono curare la vigna. Dopodiché questo re dice: va bene, ora mando altri miei servi a vedere un pochino di recuperare il frutto di questa vigna. Ma che succede? Appena i custodi della vigna vedono arrivare questi servi per conto del re,
li cacciano via, li bastonano. Arrivato a un certo punto questo re manda addirittura suo figlio. E i cattivi vignaiuoli, vedendo il figlio, dicono: bene, togliamolo di mezzo, perché se non c'è erede, la vigna resta a noi. E hanno ucciso questo figlio di re. Noi sappiamo che Gesù stava parlando di se stesso, sappiamo che Gesù stava parlando dei sacerdoti, dei capi, dei re, che dovevano curare la vigna, invece hanno fatto di testa loro, e Dio era pronto a togliere questa vigna dalle loro mani e darla ad un popolo straniero, a noi. Amen? Bellissimo questa immagine. Quindi vediamo che la vigna rappresenta Israele. Noi vediamo che Dio in questo brano cura la vigna, la cura. Guardate che cosa fa: mette una siepe, toglie le pietre, costruisce una torre e scava un torchio. Che cosa fa quindi? La siepe è un confine, protegge la vigna da agenti esterni, quindi spiritualmente Dio è protettore del suo popolo. Tolse le pietre rendendo il terreno fertile, cioè tutto quello che era un problema all'interno della vigna, Dio lo ha tolto spiritualmente, rappresenta il peccato che ci può essere in quel popolo. Dio è pronto a liberare da ogni problema che provoca il peccato. Poi costruisce anche una torre, cioè vuol dire che è una vigna difesa, sotto controllo. E infine scava un torchio. Perché il torchio? Perché il torchio rappresenta la raccolta dell'uva per trasformarla in vino. Ora, se voi ci fate caso, Gesù dice, abbiamo parlato di Gesù, pane di vita. Qua stiamo parlando invece della vigna. Abbiamo parlato che c'era la manna che scendeva dal cielo, che nutriva il popolo, e ora stiamo parlando di un frutto invece che dovrebbe venire dal popolo, che dovrebbe salire al cielo. Ci siete? La manna è qualcosa che Dio dà per nutrirci per nutrire noi, per nutrire il popolo di Dio. Il vino prodotto dalla vigna dovrebbe essere qualcosa che dovrebbe gratificare Dio, cioè la lode e l'adorazione. C'è uno scambio. Dal cielo scendono le cose di Dio e dalla terra dovrebbe salire la gloria per Dio. Fateci caso. Queste due, il pane di vita, la manna e il vino sono collegati tra di loro. Il pane del cielo e il vino della terra sono strettamente collegati tra di loro. Il pane del cielo è qualcosa che solo Dio può darci. Il vino della terra è qualcosa che noi possiamo dare a Dio. Noi a Dio non possiamo dare niente. Noi possiamo dare solo lode, gloria, onore e riconoscenza. Amen? Amen. Quando Dio decide che le cose non vanno bene, non è che prende la vigna e la sradica. Fa una cosa strana. Toglie la protezione. Permette che le spine crescano, chiude il cielo, non fa piovere più, quindi non prende neanche più nutrimento. Perché Dio fa questo? Perché ancora ha speranza per quella vigna, perché sennò la tirava, la sradicava, la toglieva tutta, però ancora Dio ha speranza e sta dicendo: ok, voi avete preferito voltarvi verso gli dei stranieri, verso la ribellione nei miei confronti, perfetto, io tolgo i confini, vediamo loro che cosa possono fare per voi. E che cosa fanno questi? La calpestano. Dio permette questo perché quel residuo che deve restare deve essere una vigna invece sana, santa, se vogliamo. Deve produrre un vino buono. L'unica cosa che Dio non distrugge, infatti, è il torchio e la torre. Sono due cose che restano. Quindi c'è comunque qualcuno che ci guarda dall'alto della torre, c'è comunque ancora il torchio pronto perché Dio ha ancora speranza che il suo popolo dia lode e gloria e onore a Dio nella giusta maniera, che ancora produca il suo frutto. Amen. Il problema di questa vigna è che questa vigna è piantata su se stessa, diciamo che le sue radici nutrono se stessa e quindi le sue radici vanno dove vogliono. Non hanno una guida. Quindi non volle distruggere completamente la sua vigna. Zaccaria 8, 12 ci fa anche una promessa.
meravigliosa. Poiché vi sarà un seme di pace, la vite darà il suo frutto, il suolo darà i suoi prodotti e i cieli daranno la loro rugiada. Farò entrare il residuo di questo popolo in possesso di tutte queste cose. Vedete, il residuo di questo popolo, Dio lascia un residuo, ma c'è qualcosa di meraviglioso in questo brano. E avverrà che, come foste una maledizione fra le nazioni, o casa di Giuda e casa di Israele, così quando vi salverò sarete una benedizione. Non temete, le vostre mani siano forti, poiché vi sarà un seme di pace. Questo seme si chiama pace. La vite darà il suo frutto. Quindi questo seme di pace produrrà una vita che darà il suo frutto. Che cosa vi ho detto poco fa? Che il problema della vite Israele erano le sue radici, ed erano radici che ancora erano fossilizzate nel peccato, erano ancora fossilizzate nella vecchia mentalità, erano fossilizzate nella mentalità egiziana, erano fossilizzate nella mentalità cananea, filistea, dei popoli che erano là presenti, erano inquinati da tutte queste cose. Ma un seme di pace avrebbe prodotto una vigna nuova. Amen. E guardate che dice, la vite darà il suo frutto, quindi quel seme rappresenta una nuova vite che darà il suo frutto. Se non fruttifica la vite, non fruttificano neanche tutti gli altri frutti. Che vuol dire? Abbiamo detto che in questo caso Israele rappresenta, abbiamo detto che in questo caso la vigna rappresenta Israele. Quindi vuol dire che finché Israele non fruttifera, tutti gli altri popoli non fruttificheranno. E finché Israele non fruttifica, non si apriranno neanche i cieli, non ci sarà la rugiada per tutti gli altri popoli. Tant'è che ce lo dice il versetto 13 che dice: come foste una maledizione fra le nazioni, così sarete una benedizione. Io vi raccoglierò e vi farò benedizione. Ora molti ebrei, voi dovete sapere una cosa, è vera. Quello che vi sto dicendo è vero. Quando si parla del servo del Signore, quando si parla di Israele come servo del Signore, gli israeliti pensano che sono loro. Cioè il servo sofferente di Isaia, ad esempio, sono loro. Quando si parla di Giacobbe, sono loro, è vero. Ma noi sappiamo, grazie anche agli apostoli, a Paolo in particolare, che non rappresentano solo il popolo, che non rappresentano solo gli israeliti, ma rappresentano anche Gesù. Quando la parola di Dio ci parla del servo sofferente, è vero che sta parlando di Isaia, sta parlando di Israele, ma sta parlando anche di Gesù. Quando si parla di Israele come popolo che deve benedire gli altri popoli, non sta parlando solo di Israele popolo, ma sta parlando di Israele Gesù, perché Gesù è Israele. Israele senza Gesù non ci sarebbe, perché la promessa di Dio su Israele è Gesù. Quindi quando ci parla di questo seme, perché parla di un seme, è vero che sta parlando di Israele, ma sta parlando di Gesù, perché è Lui quel seme di pace. Amen? Quindi è Lui la nostra benedizione. L'Israele che porta benedizione nella nostra vita è Lui. Quindi passiamo a Giovanni. Giovanni 15, versetto 1, che è un brano che conosciamo a memoria. Io sono la vera vite. Dì la persona accanto a te: Gesù è la vera vite. Quando Gesù pronuncia queste parole, chi lo ascolta capisce che sta parlando del seme, capisce che sta dicendo qualcosa di strano. Quando Gesù pronuncia io sono la vera vite, voi dovete sapere che è l'unico passo dei Vangeli dove Gesù è la vite e non la Chiesa. Abbiamo detto che in Luca, Marco e Matteo la vite rappresenta la Chiesa. Perché? Perché Gesù poi rappresenta il figlio del re che viene ucciso. Qua no, qua rappresenta la vite. Lui è la vite. Giovanni ci sta dicendo a noi, ma lo sta dicendo soprattutto a chi legge del tempo passato, agli ebrei,
che non sono più loro la vera vite, ma loro diventeranno vera vite se accetteranno Gesù come vera vite. Gesù sta facendo un cambio, ma non lo sta facendo realmente, perché Gesù rappresenta Israele. Abbiamo detto che Israele senza Gesù non esisterebbe. Quindi Gesù è Israele. E sta dicendo al suo popolo che è Lui la vera vite. Quando Lui dice io sono la vera vite, Lui sta dicendo io sono il Dio che vi dà la vita. Però oggi vi voglio fare vedere questo brano con un occhio diverso. Vi faccio vedere che ve ne andrete da qui dicendo ma va? Io sono la vera vite e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie via. Ma ogni tralcio che porta frutto lo pota affinché ne porti ancora di più. Voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziato. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portar frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci, chi dimora in me e io in lui porta molto frutto. Dì alla persona accanto a te, molto frutto. Alleluia. Poiché senza di me non potete fare nulla. Se uno dimora in me, se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Poi questi tralci si raccolgono e si gettano nel fuoco e sono bruciati. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. Dì alla persona accanto a te, molto frutto. Amen. E così sarete i miei discepoli. Come il Padre ha amato me, così io amo voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Amen. Quindi la soluzione di Dio non è quella di sradicare la vita, ma è quella di mettere un seme in questa terra e creare una nuova vita. Israele rappresenta Gesù e Gesù è il nuovo Israele. Quindi la vita Israele abbiamo visto che è disubbidiente, mentre la vite Gesù è ubbidiente. È questo che fa la particolarità. I tralci che sono attaccati alla vite non hanno nessun merito se non quello di fare frutto, ma ora qua vediamo. È la vite che ubbidisce prima di tutto, e grazie alla vite che ubbidisce prima di tutto non verrà sradicata. La vite non verrà sradicata perché è perfetta, le sue radici fanno quello che vuole il Padre. Mentre le radici di Israele, la vite Israele, si voltavano e si giravano dove volevano, i tralci si voltavano e si giravano dove volevano, sta pianta cresceva come voleva, Gesù invece è ubbidiente e fa quello che il Padre gli chiede di fare. Le sue radici seguono la volontà di Dio. Grazie alle radici sante in ubbidienza, grazie al tronco santo in ubbidienza, la vite cresce sana e santa. Sapete, della vite, la Bibbia chiama la vite albero, perché in Israele quando si piantava la pianta della vite non si faceva come da noi, cioè a schiera, la si faceva in modo tale che cresceva ad albero e quindi aveva l'immagine di quest'albero. Del tronco della vite, sempre la parola di Dio ci dice che non si può fare niente, ma neanche un piede per un tavolo, niente. L'unica cosa che si può fare del tronco della vite è bruciarla. Ora però noi stiamo dicendo che Gesù è questa vite. Perché Gesù non può essere sradicato e bruciato? Perché è perfetta, perché dà il suo frutto perfetto. Quando una vite non dà più frutto, e quanti di voi mezzo
ci sono persone che coltivano la vite, lo zio Saro ce lo può dire e confermare che la vite quando non dà più frutto si piglia e si sradica e si brucia, non ci puoi fare niente. Ma neanche dà tanto calore perché non è neanche un legno pregiato, niente, zero. Questa vite non verrà mai sradicata perché darà sempre frutto perfetto. Amen. Perché la linfa è perfetta. Poi dice, il tralcio non vive per le viti. Il tralcio non vive per la vite. Cioè io non vivo per la vite. Non sto dicendo una cosa strana. Io vivo perché vive la vite, ma io non vivo per dare vita alla vite. È la vite che mi dà la vita. È la vite che dà vita ai tralci. Amen. La vite è quella che trasmette la vita al tralcio. Il credente deve fare ciò che Cristo fa. Io mi devo identificare nella vite, cioè il tralcio deve, per vivere bene, deve annientare se stesso e far vivere Gesù, la vite nel tralcio. Signore, vivi la tua vita in me. Questo significa, un tralcio non va per i fatti suoi, perché abbiamo letto che il tralcio che va per i fatti suoi viene tagliato e gettato via. Poi dice ancora, dimorate. Israele non dimorava in Dio. Ci siete? Dimorava su se stessa, dimorava sulle leggi, che per quanto sante potesse essere, erano estranee comunque alla spiritualità vera. E si rivolgeva spesso ad altri dei. Ma perché? Perché non era attaccata a Gesù, ancora Gesù non era stato rivelato. Mentre questa vite, i tralci di questa vite, sono attaccati a Gesù, alla vera vite. Per cui noi dimoriamo in Cristo. Cioè l'essere attaccati alla vite già ci fa uniti a Cristo. E qua sorge una domanda. C'è la parola toglie via. Al versetto 2, ogni tralcio che me non porta frutto la toglie via. Chi la toglie via è il padre che è l'agricoltore. Come fa uno che è attaccato a Gesù e quindi riceve la linfa vitale a non dare frutto? Se questo tralcio viene tagliato via, no, non dice tagliato, non dice tagliato, dice tolto, viene tolto e buttato. Quelli che non fanno parte della vite, che fine fanno? Ci siete? Cioè, noi che siamo in Cristo e siamo tutti attaccati alla vite, no, 3/4 di noi danno frutto e l'altro quarto frutto non ne dà. Quelli che invece sono fuori, che frutto proprio, manco ci sono proprio attaccati alla vite. Possibile che un figliolo di Dio, che comunque ha dato la sua vita a Gesù, viene buttato via nel fuoco insieme a tutti gli altri? È vero che molti non si salveranno, ci sono cristiani finti, ma qua non si parla di cristiani finti. Non stiamo parlando di cristiani finti, stiamo parlando di cristiani veri che sono attaccati a Gesù, che hanno rinunciato alla loro vita e hanno ricevuto lo Spirito Santo, la linfa della vite, e nei tralci. Non stiamo parlando di cristiani finti, stiamo parlando di cristiani veri. E allora mi è sorta questa domanda oggi, per cui sono andato a fare una ricerca così, sopra, neanche mi ci sono impegnato tanto, e ho scoperto che la parola greca per togliere via, che sarebbe airei, non sempre viene tradotto con togliere via, ma qualche volta viene tradotta con sollevare. Quindi il tralcio che non porta frutto viene sollevato, cioè viene messo in una posizione tale che può dare frutto.
però ci dice che viene tolto. Ci dice che viene tolto e poi buttato in mezzo al fuoco. Che vuol dire allora? Se noi cerchiamo di trovare questa interpretazione, diciamo così, questa logica un po' diversa, una logica che comunque rientra perché il tralcio è attaccato a Gesù. Ok? Quindi questo non si può perdere la salvezza. Io non posso perdere la salvezza se sono in Cristo. Mi sbaglio? No, io non posso perdere la salvezza se sono in Cristo, anche se non produco frutto. Se no andrei contro tante altre parole nella Bibbia dove si dice che la salvezza resta per sempre, tranne che non ne rinneghiamo la salvezza, va bene? Ma è un altro discorso, è una cosa a parte. Noi sappiamo però che qua sono persone, stiamo parlando di tralci attaccati alla vite, che hanno ricevuto lo Spirito Santo e comunque ricevono ancora lo Spirito Santo, però non danno frutto. Quindi, evidentemente, ci sta dicendo Giovanni che questo tralcio viene messo più in alto, viene messo in una posizione tale che può dare frutto. Viene esposto al sole, non lo so, non sono vignaiolo, grazie a Dio, grazie Signore. Viene messo in una posizione tale che riceve magari più frutto, più luce, riceve meglio l'aria, viene curato perché la vigna soffre anche di muffe, di parassiti, viene sistemato. E allora che vuol dire quando dice viene tolto via? Non dice potato, non dice neanche tagliato. Noi ci arriviamo per logica che viene tagliato, ma non c'è scritto tagliato. Anche perché se è vero che il padre è il vignaiolo, diciamo così, l'agricoltore che bada alla vigna, non è detto che sia lui che tagli. Lui solo, c'è scritto che prende e li toglie, li porta via, li allontana, li toglie. Questo c'è scritto, se andiamo a leggere con minuzia di... E allora che cosa vuol dire? Che il cristiano che non dà frutto diventa motivo di scandalo. Per cui quando dice che viene seccato vuol dire che spiritualmente, pur restando ancora attaccato a Cristo, pur messo in una posizione che può dare frutto, se continua a non dare frutto, dà uno scandalo a se stesso, dà uno scandalo alla Chiesa, dà uno scandalo fuori. Diventa una cattiva testimonianza. Questo vuol dire, è buttato nel fuoco, secondo me significa che riceve il male, che lui stesso però si è chiamato perché non dà frutto. Non c'entra niente qua, la cura della vigna è sempre da parte di Dio, c'è sempre. Quindi quando noi abbiamo problemi, probabilmente è perché non portiamo frutto. Letta così, questo brano vuol dire che Dio comunque ha un occhio di riguardo per noi che riceviamo linfa dalla vite. Poi guardate, se ci fate caso e lo leggete tutto, sembra che non è Dio che poi tagli di netto questa, ma sono gli uomini, sono altre persone che buttano queste cose nel fuoco, che tagliano questi tralci. Però ci dice che di quelli invece che danno frutto, Dio li pota. Quasi. È Lui che dice che viene potata la pianta, affinché portano altri frutti, affinché abbondi di frutto. Quando Gesù pronuncia questa cosa, sta dicendo a chi l'ascoltava che Lui si sarebbe comportato in una maniera diversa con la vite, nella misura in cui sarebbero stati attaccati a Lui. Mentre Israele non si voltava verso il suo Dio, Gesù è perfettamente unito al Padre. E questo fa sì che ogni sorta di male che può essere esteriore è qualcosa che non riguarda più la pianta ma il singolo tralcio. Cioè siamo noi che non portando frutto ci attiriamo il male. Amen? L'avete capita? È stata chiara la cosa? Qua ci sta dicendo questo. Gesù è la vera vite, cioè noi da Lui prendiamo vita, e quando parla di questo tralcio che si secca, non sta parlando di un tralcio che si secca
perché è tutta spirituale il brano, sta parlando di qualcosa di spirituale, vuol dire che noi spiritualmente, pur traendo linfa dalla vite, diventiamo aridi, diventiamo insipidi, diventiamo secchi. Il ramo secco non può dare frutto. Ci siete? Cioè, noi abbiamo la responsabilità di come siamo. E più noi assomigliamo a Cristo, più noi diamo frutto. Quindi, da questo punto di vista, gettare nel fuoco vorrebbe dire che il credente attira su di sé il male. Poi c'è un'altra cosa bella. Versetto 2. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie via. Vedete, dice lo toglie via. Perché è come se già fosse stato tagliato. Ma tagliato nel senso che il mondo ti vede separato da Dio e quindi sei tagliato spiritualmente. Ma qua non dice che sei tagliato, dice che ti toglie, cioè toglie la tua figliolanza, neanche. Toglie il tuo essere cristiano, cioè tu non dai una buona testimonianza nel mondo e Dio dice, ok, tu dai questa testimonianza, ma io devo curare ancora quelli che danno frutto. Per cui c'è una progressione, quelli che non danno frutto. Al versetto 2 sempre dice, ma ogni tralcio che porta frutto, quindi ci sono quelli che non portano frutto e quelli che portano frutto. Poi dice ancora, ogni tralcio che porta frutto lo pota affinché porti ancora più frutto. Quindi quelli che non portano frutto, quelli che portano frutto, quelli che si fanno trasformare portano ancora più frutto. Questo che cosa vuol dire? Che certe volte noi diventiamo persone che non portano frutto perché qualcuno ha portato più frutto di noi. E questo è pericoloso. Al versetto 5 dice ancora, ma ora vi farò sapere ciò che sto per fare alla mia vigna. Rimuoverò le spine. No, scusate, ho sbagliato foglio. Versetto 5. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me e io in lui porta molto frutto. Quindi se passa, nessun frutto, molto più frutto, molto frutto. Più noi dimoriamo in Cristo, più noi facciamo frutto. Più noi riceviamo questo amore particolare da questa vita, più noi cresciamo spiritualmente. Ecco perché vi dico che quello che non porta frutto, quello che è secco, riceve dalla sua vigna, riceve dal tralcio. È lui che non porta frutto. Dipende da noi. Quindi, niente frutto, più frutto, molto frutto. Più noi ci facciamo trasformare ad immagine della vigna, più noi portiamo frutto. Come si ci trasfigura ad immagine della vigna? Dimorate nell'amore. Dice, come il Padre ha amato me, così io amo voi. Dimorate nel mio amore. Dì alla persona accanto a te, dimora nell'amore. Più forte che non l'ho sentito. Come? E che significa dimorare nell'amore? Perché noi abbiamo, come sempre detto, ma è una cultura sbagliata, noi crediamo che l'amore sia solo sentimento e non è così. No, perché quando ci siamo sposati, quando vi sposerete chi non è sposato, ma chi si è già sposato, ha firmato un contratto. Non c'entra niente il sentimento, si parte forse dal sentimento, ma si prende una decisione.
Quindi quando Gesù dice dimorate nel mio amore, non è che lui è sentimentale. Non è sentimentale Gesù. Gesù sta dicendo che dovete dimorare nel mio amore. Come Gesù ha dimorato nell'amore del Padre? Ubbidendo. Dì alla persona accanto a te, ubbidendo. Perché dice, osservate i miei comandamenti. Il danno di Israele era proprio questo, non osservavano i comandamenti di Dio. Il danno di quella vigna era questo, non osservavano i comandamenti di Dio, facevano come volevano. Dimorate nel mio amore come io osservate i comandamenti del Padre mio. Quindi amore uguale obbedienza. Noi cresciamo da zero frutto a molto frutto nell'ubbidienza. Più ubbidiamo alla parola di Dio, più ubbidiamo al nostro Signore, più noi cresciamo e diamo frutto. Più noi, ma l'ubbidienza che cos'è poi alla fine? Perché poi ubbidire non è che il Signore ti dice tu domani devi andare a predicare a quella persona. Sì, è a ubbidire. Va bene? Ma tu stai facendo qualcosa in nome di qualcun altro. L'ubbidienza è questa, è fare qualcosa per conto di un'altra persona, di cui tu ti fidi e ti sottometti. Quindi tu diventi immagine di quella persona. L'ubbidienza non è solo fare una cosa perché qualcuno me l'ha detto, ma è diventare ambasciatore di quella persona. È diventare testimone di quella persona che mi ha mandato. Io divento quella persona. Gesù che cosa ha fatto? Che cosa dice Gesù? Dice sempre, io e il Padre siamo uno. Chi ha visto me ha visto il Padre. Questa era l'ubbidienza. Gesù non faceva le cose perché Gesù ora moltiplica pane e pesci. E Gesù, va bene, obbedisco, e moltiplicava pane e pesci. No? Dio non diceva niente Dio, perché Gesù già sapeva la volontà del Padre e la faceva. Perché il Padre e il Figlio erano uno. Il Figlio sapeva cosa c'era nel cuore del Padre e la faceva. Più noi ascoltiamo, più noi diventiamo ad immagine di Gesù, perché obbedire questo poi alla fine significa. Significa questo. Diventare ad immagine del Figlio. Più noi diventiamo ad immagine del Figlio, più noi fruttifichiamo. Amen? Dì alla persona accanto a te, devi diventare immagine di Gesù. Un po' più convinti, devi diventare immagine di Gesù. Quindi la vera vite, oltretutto, voglio soffermare ancora su questo concetto della vera vite, da cui il cristiano prende vita e senza il quale il cristiano muore spiritualmente. Per cui non ce ne sono altre viti. Maria non si è fatta vite, Padre Pio non si è fatta vite, Carmelo non si è fatta vite. Non c'è una chiesa su questo mondo che è diventata vite per dare vita a noi tralci. Non esiste. Gesù è la vera vite. Punto. Maria fa parte della vera vite. I santi fanno parte di quella vita. Noi che siamo santi facciamo parte di quella vite. Ma noi non siamo la vite. Nessun, come abbiamo detto, nessun essere che non sia stato in cielo e sia venuto sulla terra può essere salvezza, se non Gesù, che è l'unico che dal cielo è sceso sulla terra. Amen? Uguale. Nessun essere che porta il più bellissimo frutto di questo mondo, il più spettacolare, il più buono, quello che sul mercato non è la prima scelta, di più. Di più. A chi pensate? A Maria? Va bene, Maria ha fatto il frutto più bello, più meraviglioso, ma sempre attaccata alla vitera. Sempre attaccata alla vitera, sempre in Gesù ha dovuto trarre il suo beneficio, sempre in Gesù ha dovuto trarre la sua vita. Maria dice, l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Quindi anche lei doveva essere salvata.
Amen. Magari è stata anche la prima dei salvati, ma per carità. Ci sta, va bene, però è Gesù che l'ha salvata. Ok? Ed è Gesù che salva noi. Amen? E gloria a Dio. Detto questo, che cosa serve il frutto? Abbiamo detto che c'era sto benedetto torchio pronto per la vigna degli ebrei. E questo torchio qualcuno lo deve utilizzare ed è il nostro frutto, la nostra adorazione, la nostra lode, il nostro essere figli di Dio. Questo diventa il vino che può salire al cielo e può essere gradito a Dio. Quindi come Gesù dice io sono la vera vite, da Gesù viene questo vino prelibato, anche se noi siamo noi che produciamo poi il frutto che produce il vino, ma è qualcosa che viene sempre da Gesù. Questa lode e questa adorazione che noi diamo a Dio non è mai neanche qualcosa di nostro, è sempre qualcosa che procede da Gesù, che viene da Gesù. Ecco che il pane che discende dal cielo nutre noi e noi che riceviamo questo nutrimento possiamo diventare tralci di una vite viva che dà la vita vera e trasforma il nostro frutto in qualcosa che può salire al cielo per Dio. Perché l'unica cosa che noi possiamo dare a Dio è noi stessi, la nostra vita, il frutto che noi possiamo produrre spiritualmente. Amen? Tutto, quindi detto questo mi sto allungando assai, non vi preoccupate, sto finendo. Abbiamo detto anche che negli altri Vangeli la vite rappresenta la Chiesa, ma anche qua rappresenta la Chiesa. Però in Luca, Marco e Matteo rappresenta una chiesa dove chi si doveva prendere cura di quella vigna erano i governanti, chi che era in autorità, quindi i re e sacerdoti di Israele. I re e sacerdoti di Israele hanno fallito, quindi Dio che cosa ha fatto? Ha tolto loro e ha messo altri a governare quella vigna, ovvero apostoli, profeti, pastori, evangelisti, e dottori, maestri, insegnanti. Ok? Quindi ha dato questa vigna ad apostoli, evangelisti, pastori, dottori e profeti. Non li ho detti in ordine, va bene, l'avete capito? Quindi l'ha data a noi quella vigna. Quindi quella vigna rappresenta la Chiesa che deve essere curata da chi Dio ha messo in autorità, che non sono più sacerdoti e re del popolo ebraico, ma l'ha data a noi. Un giorno loro ritorneranno a governare, perché questa è la promessa di Dio, perché sempre il popolo di Dio sono, sempre Dio li ha benedetti, e noi vediamo che alla fine di questi ultimi tempi veramente ha radunato il suo popolo, veramente ha creato di nuovo una vigna che sta fruttificando, e questo è un segno profetico anche per noi. Cioè noi stiamo vedendo che quella vigna sta iniziando a fruttificare, e quando quella vigna inizierà a fare frutti degni del cielo, su di noi scenderà veramente una benedizione. Amen? Quindi rappresenta la Chiesa, per cui non esiste un tralcio che può fare Chiesa a se stessa. Come non esiste un tralcio solo attaccato a Gesù. Gesù non ha un solo tralcio. E un tralcio da solo, non essendo attaccato a Gesù, non può dare frutto. Manco vigne, muore il tralcio da solo. Provate a prendere un tralcio, lo piantate per terra, muore. Quindi questa rappresenta la Chiesa e diventa fruttifera, il tralcio diventa fruttifero nella Chiesa. Perché la Chiesa è il corpo di Cristo. Amen. Va bene, ci possono essere cristiani che sono un po' per i fatti loro. Io su internet ce n'è a palate di questi cristiani. E tant'è che il loro frutto non è che sia... È vero? Sono un po' sarvagge. Quindi dobbiamo diventare ad immagine di Gesù se vogliamo dare frutto. Io la persona accanto a te, diventa immagine di Gesù. Amen. Grazie Signore. Allora, ci vogliamo alzare?
Facciamo l'ultima preghiera, un canto. Bene. Signore, ti vogliamo ringraziare, ti vogliamo lodare. Grazie, Signore, per questa parola che ci hai dato questa sera. Tu sei la vera vite e noi che siamo attaccati a te riceviamo questa vita. Vogliamo, Signore, ricevere e ricevere, vogliamo assomigliarti ogni giorno di più. Vogliamo, Signore, che lo Spirito Santo in noi passi come è passato da te, passi in noi. Come vive in te lo Spirito Santo, viva anche in noi. Che la linfa vitale di questa vita passi in noi. Vogliamo, Signore, dare frutto, ma non soltanto frutto, vogliamo dare più frutto e vogliamo dare molto frutto. Rendici capaci di ubbidire alla tua parola, di somigliare sempre di più alla tua immagine. Non vogliamo essere schiavi o servi che fanno le cose che gli si vengono dette così in automatico perché le devono fare. Le vogliamo fare come ambasciatori, come figli del Re mandati dal Re. Nel nome di Gesù, Signore. Tu che sei la vera vite, fa che noi possiamo produrre il vero vino, la vera bevanda per il cielo. Nel nome di Gesù, vieni Spirito Santo in noi, convincici. Liberaci, Signore, da ogni mentalità sbagliata, da ogni logica sbagliata, da ogni tradizione sbagliata. Vieni a sollevarci. Quanti in noi, Signore, non sono ancora così vivi per dare frutto? Vieni a sollevare questi tralci. Non permettere che vengano gettati nel fuoco, non permettere che ricevano il vituperio del mondo, non permettere, Signore, che diventiamo la vergogna della Chiesa, della tua Chiesa, della vigna. Vieni a sollevarci, Signore, fa che possiamo essere fruttiferi, anche se siamo giù. Signore, sollevaci, facci tralci che producono frutto. Nel nome di Gesù te lo chiediamo. Grazie, Signore, tu sei degno della lode, della gloria e dell'onore. Alleluia. Amen. Spirito del Signore scendi su di noi. Spirito del Signore scendi su di noi. Spirito Santo. Spirito del Signore scendi su di noi. Alleluia. Spirito del Signore scendi su di me. Alleluia. Vieni a manifestare la tua potenza in mezzo a noi. Vieni e sciogli in noi ogni legame. Alleluia. Spirito del Signore scendi su di noi. Su di noi. Spirito del Signore scendi su di me. Alleluia. Spirito del Signore scendi su di noi. Spirito del Signore scendi su di me. Vieni a dare a noi guarigioni e liberazioni. Vieni a risvegliare i tuoi santi doni. Alleluia. Spirito del Signore scendi su di noi. Alleluia. Spirito del Signore scendi su di me. Alleluia. Spirito del Signore scendi su di noi. Alleluia.
scendi su di noi. Alleluia, alleluia. Spirito del Signore, scendi su di me.